Agevolazioni in pillole del 21 marzo 2025. Anche in questa puntata andiamo a vedere quelle che sono le principali novità degli incentivi e nelle agevolazioni che sono uscite o che si sono aggiornate in questa settimana. Partiamo subito da una novità legata alla polizza catastrofale necessaria per accedere alle agevolazioni. Infatti è stato pubblicato il decreto attuativo che prevede che la polizza catastrofale debba essere stipulata entro il 31 marzo 2025 e in particolare nella norma principale al comma 102 viene specificato dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte di imprese di cui al comma precedente si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Ora, benché la norma non sia particolarmente chiara da questo punto di vista, riteniamo che sia importante da parte delle aziende che hanno intenzione di utilizzare gli incentivi e le agevolazioni oppure che li abbiano utilizzati in passato, di stipulare quanto prima questa polizza catastrofale. Bando PNRR per gli impianti fotovoltaici e rinnovabili nelle PMI. Apre dal 4 aprile e chiude il 5 maggio 2025 lo sportello per richiedere l'incentivo sull'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, quindi sia per quanto riguarda il fotovoltaico che per il mini eolico. Si tratta di un contributo a fondo perduto che arriva al 40% per le micro e piccole imprese e al 30% per le medie imprese per l'acquisto appunto di questo tipo di impianti da fonti rinnovabili, ha un contributo del 30% per l'acquisto di sistemi di accumulo e del 50% per le diagnosi energetiche che sono obbligatorie per poter accedere a questo incentivo. Ricordo che il bando è a graduatoria di merito, quindi non conta l'ordine di presentazione della domanda, però occorre comunque presentare la domanda completa entro il 5 maggio 2025 e poiché la domanda è abbastanza articolata, occorre muoversi per tempo. Webinar sugli incentivi per il fotovoltaico e le rinnovabili. Viste le numerose agevolazioni ed incentivi che sono uscite e che usciranno nell'ambito dell'incentivazione per le rinnovabili, abbiamo pensato di organizzare un webinar di approfondimento dove andremo a analizzare le varie norme disponibili e come utilizzarle in sinergia tra di loro. Questo webinar è organizzato per mercoledì 26 marzo 2025 alle ore 11:30. In descrizione vi lascio il link per potervi iscrivere a questo webinar oppure potete andare a cercare sul sito reteagevolazioni.it e trovate anche lì il link per poter accedere a questo webinar. Fondo perduto per il tessile e la concia. È stato pubblicato il decreto direttoriale che stabilisce le date di apertura e di chiusura dello sportello per il bando tessile e concia. Ricordo che si tratta di un bando rivolto alle PMI, quindi piccole e medie imprese del settore della trasformazione di fibre tessili di origine naturale o dei processi di concia della pelle, quindi i settori identificati con il codice ATECO 13 oppure con il codice ATECO 15.11 e prevede un'agevolazione a fondo perduto del 60% fino a 100.000 euro e tra i 100.000 e i 200.000 euro viene aggiunta a questa agevolazione anche un finanziamento a tasso zero nella misura dell'80% delle spese ammissibili. Le spese ammissibili per questo bando sono quelle relative all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, alla formazione del personale, all'acquisto di brevetti o all'acquisizione di licenze d'uso, alle spese relative alle certificazioni di sostenibilità, all'acquisto di licenze software per la tracciabilità di filiera, alle spese per l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Quindi le spese ammissibili sono davvero molto ampie. La chiusura dello sportello è fissata per le ore 12 del 3 giugno 2025. Si tratta di un bando con un'articolazione abbastanza complessa, quindi l'invito è ad attivarsi il prima possibile. Fondo Impresa Avviso 1 2025. È stato pubblicato l'avviso 1 del Fondo Internazionale Fondo Impresa che prevede un contributo fino al 100% dei costi delle docenze per i piani di formazione per lo sviluppo di competenze di base o trasversali dei dipendenti delle imprese aderenti a Fondo Impresa. Per questo avviso abbiamo deciso di proporre alle aziende alcuni percorsi formativi nelle aree principali che sono le competenze linguistiche, quindi inglese, francese, spagnolo e tedesco, le competenze informatiche e digitali, la gestione aziendale, l'amministrazione, il marketing e le vendite.
Si tratta di un incentivo molto richiesto dalle aziende, quindi soddisferemo le richieste in ordine di richiesta, appunto, e comunque entro il 10 aprile 2025. Quindi vi invito a contattarci il prima possibile se avete interesse ad utilizzare questo tipo di incentivo. Veneto, bando per la formazione continua. La Regione Veneto ha pubblicato il DGR 221 che prevede l'utilizzo delle risorse delle FSE per lo sviluppo di piani di formazione. Anche in questo caso andranno finanziate quelle che sono le spese per la docenza, e anche in questo caso abbiamo deciso di proporre alcuni percorsi formativi per le aziende che decideranno di aderire con noi, che sono digitalizzazione dei processi produttivi, Big Data e Analytics, intelligenza artificiale e machine learning, cyber security industriale, assessment digitale, progettazione di roadmap per la trasformazione digitale, integrazione di tecnologie digitali nei processi produttivi. Possiamo naturalmente svolgere questo tipo di formazione sia presso le nostre aule che presso le aziende del Veneto, oppure possiamo anche personalizzare i percorsi nel caso appunto non rientrino tra queste linee. Il bando ha una scadenza molto ravvicinata e noi, per poter predisporre la domanda, abbiamo necessità di ricevere le adesioni entro il 30 marzo 2025. Con questo io ho concluso. Se questa puntata vi è piaciuta, vi invito a mettere un mi piace e a condividerla con colleghi ed amici che possono essere a loro volta interessati a questi argomenti. Per approfondire gli argomenti trattati potete contattarmi al sito retteagevolazione.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rette Agevolazione.